Allora, il presidente Michele Villani, come diciamo con il mister, oggi forse c'è poco da rimproverare, ragazzi. No, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, fino a che siamo stati 8 contro 8 abbiamo dominato in lungo e largo la partita, abbiamo segnato meritatamente, fatto il gol del vantaggio, dopodiché, ascolta, tanto è inutile girarci intorno. Sono tanti anni che io faccio la Lega, io sono Michele Villani e sono il presidente della SD Roma Calciotto GSA. Non avete mai sentito un tesserato della SD Roma Calciotto GSA dire una cosa fuori luogo, un'intervista fatta che potesse lasciare dei dubbi, un'intervista Michael che potesse dire qualcosa di sbagliato nei confronti di chiunque, di chiunque. Ho capito con gli anni che questo atteggiamento ci penalizza fortemente, tantissimo, perché in ogni partita noi dobbiamo stare a subire questi voglio edulcorarmi un po', questi episodi veramente molto gravi che ci penalizzano, ad ogni partita, ad ogni partita. Oggi è stato dato un rigore, le immagini chiariranno, mi sembra, di un giocatore che va a sbattere contro il nostro portiere, peraltro girato. Vuoi dare il rigore che secondo me non c'è? Va bene, dallo. Forse gli dai la munizione, perché tutta la panchina della squadra avversaria ci è venuta a chiedere scusa per questo. Senza dimenticare che 5 minuti prima un giocatore in faccia all'arbitro bestemmia, l'arbitro lo guarda come per dirgli passaci su e ti dico, io sono anche d'accordo su questo, perché ne ho fatto una battaglia dall'inizio dell'anno, perché ho visto giocatori venire buttati fuori perché prendevano un pestone e allora invocavano gli dei per la botta presa e venire espulsi, che è una cosa che non si può sentire, per cui, per carità di Dio, però basta. Però sinceramente basta, io non ce la faccio più. Vi dico che al momento penso seriamente, ma sto ragionando a caldo che è veramente l'ultimo anno che farò la Lega perché non si può continuare ad andare avanti così. Io ci metto il cuore, io non entro in campo, io ci metto il cuore. Io ho un ottimo rapporto con tutti, perché io non dico mai una parola fuori posto, ma adesso basta, cioè veramente, adesso non ce la faccio più. Fanno bene tutti quelli che hanno sempre creato problemi perché alla fine hanno sempre tratto dei vantaggi. Non c'è stata mai una volta che io sono venuto a giocare alla Longarina, non ce l'ho con Mr. Jeff, ma non c'è stata una volta che ho finito la partita in 8. Sempre per degli episodi che io ho detto vabbè, magari ho visto male, ma oggi clamoroso. Oggi veramente clamoroso, basta. Come dicevamo con il mister, però in chiusura, quello che fa ben sperare è che forse proprio nelle difficoltà di campo non la squadra sembra compattarsi e sembra comunque volersi opporsi a una condizione molto complicata e lottare fino alla fine di un campionato ancora lungo comunque. Io sono convinto che noi non meritiamo la classifica che abbiamo, ma questo è un dato proprio, cioè oggettivo, non soggettivo, un dato veramente oggettivo. Noi abbiamo perso delle partite incredibili, dove abbiamo dominato dal primo all'ultimo secondo, eppure le abbiamo perse, e quindi questo ovviamente alla lunga ti penalizza. Poi se in più, come succede questa sera, ci si mette pure l'arbitro, cioè a un certo punto io poi, buttato fuori io da fuori, è chiaro che qualche parola la dico, ma non, cioè, chi mi conosce sa che io non sono una persona cattiva, nella maniera più assoluta, però sa in quel momento, e questo andavo dal capitano a dirgli, io mi sento minacciato, sospendo la partita, cioè, veramente, vedi, cioè, Ara, fa degli uomini, veramente, veramente, fa degli uomini sempre, quando c'è da buttare fuori un ragazzo, lo buttate fuori, sempre, quando c'è da stare zitti e da far lasciar giocare perché siete intelligenti, fatelo, ma usate le palle sempre, dentro e fuori dal campo, grazie.